mangiata di qualcosa, non so neanche io cosa. A dopo. (17:30), finito il corso. In realtà sono già lì per Tosano. Sono già arrivata qua. Volevo farvi vedere il sole perché qua è completamente diverso da come si vede da noi. Cioè da noi tramonta presto adesso, ma noi non lo vediamo mai così. Cioè guardate che roba, una palla, cerchio perfetto. C'ho cartelli che devo mettere al lavoro perché li ho chiesti io questi, li ho chiesti in più perché la gente non capisce niente e almeno posso dire ci sono i cartelli e boh, ce ne sono già tanti, ma ne aggiungiamo ancora tre cartelli, dai, forse la gente capirà. No, secondo me no. Guardate oggi come sono partita, cioè qua c'ho di tutto, la borsa questa qui grande che è tipo una valigia chiamiamola valigia. Questo è ciò che abbiamo trattato oggi, una parte di quello che abbiamo trattato oggi. Aspettate, c'è anche tipo un elenco, ecco. No, non abbiamo fatto segnaletica, gestione emergenze, abbiamo fatto principalmente il primo punto, principali fattori di rischio e loro classificazioni, però ci sono tante informazioni, non è facile ricordarsi tutte queste cose, davvero, è abbastanza impegnativa la cosa. In questa borsa ho anche la borsa più piccola, sappiate, che per andare dentro lì per Tosano non mi porto questo borsone, mi porto questa più piccola che è più comoda. E qui c'ho il cibo, che dopo mangerò qualcosa, clementine, ho ancora un po' di panino, anzi quello me lo mangio adesso, e uno yogurt, e non lo so, qui c'ho un po' di panino, c'ho ancora un'acqua, un'altra acqua, e bon, c'ho un disastro, adesso vado. 16:16, 18:35 sono uscita da sto ipertosano. Per fortuna la cassa, quella dei buoni, era aperta, ce n'erano 3 aperte, quindi ho usato quelli. Adesso c'è questa luce brutta, che io a guidare con questa luce però sono da sola, devo guidare io, sì che adesso mi tolgo intanto la sciarpa e la giacca perché ho caldo, anche se fuori non è così caldo, vi dirò, è umido, tanto umido qua giù, sono 15 gradi. Comunque adesso mi avvio verso casa finalmente, mi aspetta un'ora, se tutto va bene un'ora, ma mi sa che ci metterò un po' di più di un'ora e mezza, perché ci sono troppi semafori, per cui 18:37, 19, forse alle 8 sarò a casa, probabilmente sì, sarò a casa. E boh, qua la spesa l'ho messa dietro in bagagliaio, non vi ho neanche fatto vedere niente con questa luce, non avrebbe senso. A casa non vi farò vedere niente perché ora che arriverò dovrò preparare anche la roba per domani da mangiare, cioè aiutatemi. Riuscirò ad andare a dormire a un orario decente? Non si sa. Oggi non ho neanche pulito casa, tra l'altro, quindi sarà un disastro. Va bene, dai, parto perché sennò non mi muovo più. Avviso Franz che parto adesso e mi metto sulla strada di nuovo verso l'autostrada. E poi si viaggia e poi si corre fino a casa. Magari. Vabbè, dai, vado. Ci riaggiorneremo prossimamente. È un po' di giorni che non vloggo più, ma non ero molto ispirata a registrare video, allora non ho più fatto niente. Peppe in questo momento è sul tavolino al sole perché lui vorrebbe la cuccia. Ecco, vedete? Vero? Volevi la cuccia? Sì, mamma. Bravo. Ecco. Lui voleva la cuccia al sole, grazie, bacini. Ecco.
Adesso lui è il gatto più felice del mondo. Anche se non mi rovini la maglia, Peppe. Che pazienza. Panna. Ciao. Cosa fai lì tu? Vabbè, c'è il sole in questo momento. Pippo se ne là nella scatola. C'è il sole in questo momento. Volevo dare un'asciugata. Ah, ma c'è un elicottero. Ecco cos'era sto rumore. Ah, perché qua è tutto bagnato. Ah sì, guardate. Salve elicottero. Dove vai? Ah, sono quelli che controllano le linee elettriche, l'alta tensione. Ok. Vabbè, niente, adesso devo asciugare qui per terra perché è ancora bagnato da stanotte. Oh, poretta, aspettate, un'ape con questo tempo che ha fatto. E adesso come faccio a tirarla dritta? Non ho niente. Oh, sta praticamente annegando, poretta. Se si riuscisse a aggrappare al legno. Ti riesci a aggrappare? Che non voglio schiacciarti. Ecco, la mettiamo al sole. Sì, è un'ape questa. Dai che ti metti al sole e ti asciughi un po'. Povera bestia, c'ha un'ala attaccata perfino al corpo. Perché è tutta bagnata. Ah, un po' di sole. Così ti asciughi le ali. Ecco. Allora la lascio qua. Oh, che cade tutto. La lascio qua. Qua così. Così sta al sole. Ecco. Ciò sto elicottero fa parecchio rumore. Avrei voluto fare una passeggiata. Però il sole è già lì. Cioè, non sta tanto a tramontare. Oddio, non tramonta alle 3, ma insomma. Vorrei fare una passeggiata, però devo ancora pranzare. Guardate, non si vede neanche il pelmo con le nuvole così. E quindi non credo di riuscire ad andare a camminare perché ho proprio fame, cioè devo mangiare, non posso non mangiare e andare a camminare subito. E quindi non lo so. E quindi devo mangiare. C'è un odore di disinfettante qua dentro perché io pulisco sempre col disinfettante un po' tutto in giro, tutte le superfici. E quindi c'è un odore. Ah, vi devo far vedere una cosa. Però vi metto al solito posto, ovvero qua. Siamo quasi dritti? Ma sì, dai, siamo abbastanza dritti. Volevo farvi vedere questi due toppini, ma neanche. E non sono i primi che compro, sono fatti così. Li utilizzo tantissimo la notte per dormire, senza l'imbottitura, perché hanno anche l'imbottitura, ma si può togliere qua c'è. Si può togliere, insomma. E sono fatti così. Ho preso il nero, ne ho già uno di nero che lo utilizzo sempre e poi anche questo colore qua che è un bordeaux. Voi lo vedete più sul rosso, in realtà non è proprio così rosso, Comunque ho preso questi qua, sono taglia unica e li ho presi su Wish e siccome il primo mi era piaciuto allora ne ho presi altri due. Non mi ricordo il prezzo, però belli, mi piacciono e devo ancora lavarli perché sono arrivati ieri. Comunque ottimi. E boh, il tessuto un po' si allenta poi usandoli, però vabbè, non importa. Cioè, comunque sono cose di Wish, non sono cose costose e ci sta, insomma, che non tengano poi più di tanto. Passato un certo tempo, insomma. Un'altra cosa che vi devo far vedere in questo vlog, dove vi appoggio adesso? Qui, ma sì, ma cerchiamo posti strani dove appoggiare le persone, certo, la fotocamera più che le persone. Sto anche aspettando una chiamata di lavoro, ma non è ancora arrivata, io spero arrivi perché è importante, è una cosa davvero importante. Allora vi faccio vedere due cose, due tazze che ho comprato. È un servizio, io ho visto la pubblicità su Facebook e quindi cosa ho fatto?
ho ordinato. Allora, mi sono lasciata abbindolare dalla pubblicità e non è... Stavo osservando una cosa, vabbè, non è la prima volta che succede e mi è andata da Dio perché, boh, io posso consigliarvelo questo servizio perché le tazze sono arrivate bellissime, veramente belle, adesso ve le faccio vedere. Ho sulla maglia di Shein, le sto usando tutte a rotazione, insomma, per provarle e questa posso dirvi che sì, è tanto leggera e anche un po' trasparente, però posso dirvi che è di una comodità addosso, non si sente neanche, cioè è veramente morbida addosso, perfetta, è perfetta. Allora, la prima tazza che ho fatto fare è questa, questo è un disegno, diciamo, una grafica, dall'altra parte io l'ho fatta fare così. No, è carinissima, panna, Pepe e Pipo. Purtroppo Pipo non c'era del colore giusto e quindi è molto simile a Pepe, però ha il bianco qui e quindi ci sta, dai. Quindi ho fatto fare questa tazza e l'altra invece, questa è la grafica che c'è da una parte. Cosa c'è scritto? Life is better with a cat, quindi la vita è migliore con un gatto. E dall'altra parte, guardate che carina! Ho messo panna perché non c'era, c'era anche un'anticipazione qui, ma comunque non c'era la possibilità di inserire altri gatti, c'era solo questa versione, allora ho inserito panna visto che è stata la prima a venire qua a abitare con noi e quindi è la più vecchietta e ho inserito lei. Comunque bellissime queste tazze, davvero belle. Sono di una ceramica abbastanza grossa, quindi spero non si romperanno subito. Conoscendomi mi sa che una si romperà, ma insomma non ho ancora iniziato ad usarle, adesso finalmente ho 2 tazze nuove, vorrei fare un po' di cambio tazze perché davvero quelle che abbiamo sono vecchie, sono rotte tra l'altro, va bene, cioè ad esempio io ho questa che utilizzo anche, però è senza manico, è ora di eliminarla, sì, decisamente, va bene, e poi ne ho altre, però sono piccole, non mi piacciono, devo eliminarle, basta, bisogna fare piazza pulita e integrare con qualcosa di nuovo queste tazze.